Gianni Torrenti, assessore regionale alla cultura, qual è il taglio delle scelte fatte per queste iniziative in occasione dei 300 anni dalla nascita di Maria Teresa d'Austria? Il taglio è un'indagine sulla nascita della città moderna di Trieste che nasce con Maria Teresa e nasce quindi in quel Settecento che noi vorremmo approfondire dal punto di vista soprattutto economico, portuale, di scambi, di nascita delle compagnie assicurative, quindi non tanto un taglio di costume quanto un taglio di tipo così più economico e politico. Politico dico per il fatto che è stata fatta una scelta in quegli anni di investire su una città che era una cittadina piccolissima in una dimensione assolutamente inedita di crescita per attrarre risorse, capitali e lavoro, e credo che poi questo sia un esempio e un modello anche per oggi. Noi viviamo forse anche una mancanza di strategia, lì è stata messa in campo una strategia importante che poi si è sviluppata in 2 secoli successivi addirittura, quindi il taglio è un po' quello. Quindi un dibattito istituzionale all'inizio, un incontro con Paolo Mieli, successivamente una mostra che approfondirà in modo particolare quel tipo di presenza in città, pur senza scordare quello che è il contesto musicale, teatrale, diciamo, e di costume dell'epoca, che è molto interessante. La mostra sarà inaugurata a ottobre e rimarrà visitabile per un lungo periodo. Sì, la mostra sarà inaugurata il 6 ottobre, il 5 ci sarà Daverio che farà la sua lezione, che di fatto sarà in qualche modo la preapertura della mostra stessa, andrà avanti fino a fine febbraio, quindi un tempo lungo per poter anche coinvolgere anche le scolaresche, perché in quello che ho detto ci sta anche la volontà un po' di, diciamo, di insegnare, didattico insomma, della storia della città, anche per capirla meglio. Noi sappiamo che tutti noi sappiamo da dove arriviamo, ma a volte ci scordiamo le modalità con cui queste radici sono state cresciute. Siccome Trieste è una città molto complessa, credo che un dibattito sulle proprie origini settecentesche, non certo quelle ancora dell'antica Roma, sia opportuno, e penso che possa essere utile anche per tutti i ragazzi e gli studenti, diciamo non solamente triestini, ovviamente di tutta la regione e di tutto il paese.